Siamo con Marco Zanfi, a dispetto del passivo pesante, uno dei migliori dell'Hockey Breganze è questo debutto stagionale per la stagione 2023-2024 che segna il ritorno in A1. Intanto, le emozioni di avere il pubblico, Marco. Bisogna avere il pubblico dopo questi anni veramente dopo essere stati a secco è incredibile. Siamo entrati in pista con i bambini del mini hockey, tantissimi. È stata un'emozione che mancava da tanto tempo. Quella è stata una bella carica, devo dire. Qual è la maggiore difficoltà di affrontare dei campioni come quelli che hai affrontato stasera? Appunto, hai già detto la parola magica, i campioni con cui abbiamo giocato stasera, perché hanno veramente tanta qualità e soprattutto un ritmo veramente alto, e avere tanti cambi gli permette veramente nel momento in cui l'avversario inizia a cedere, di continuare a dare ritmo e continue occasioni, veramente mette in difficoltà la squadra avversaria in una maniera incredibile. Un tuo giudizio sul compagno di reparto, quello che ha appena rilasciato un'intervista? Come l'hai visto stasera? Ricky, Un tale Riccardo Gnata. è Ricky. Nonostante non sia stato molto impegnato, però quando ha dovuto rispondere ha risposto presente e in maniera anche eccessa, quindi non gli si può dire niente. E faccio i complimenti anche al suo collega Ciuppi, perché anche lui è esordio e ha fatto bene, ha portato punizione a Facu, quindi diciamo, c'è molta qualità dappertutto in quella squadra, è incredibile. Volevo chiederti il tuo rapporto con Tommaso Bernardelli, tra l'altro siete coetanei. Esatto, sì. Con Bernardelli siamo cresciuti, ci siamo sempre trovati da avversari, non abbiamo mai avuto l'occasione però di conoscerci a fondo. Però è una persona, veramente un ragazzo d'oro, e cioè, gigante buono, perché e comunque andiamo veramente d'accordo. Abbiamo un buon gruppo noi comunque. È un gruppo che adesso deve dimostrare di essere solido, deve dimostrare di azzerare questo passivo e di preparare la prossima partita, che sarà ancora in casa perché c'è stata l'inversione del calendario e che deve vedervi assolutamente convinti intanto nello sfoderare un'ottima prestazione e poi cercare di muovere la classifica, perché la salvezza passa in un attimo, c'è il treno e bisogna salirci, no? Guarda, veramente d'accordo con te, sarà una partita difficile, però noi dobbiamo prepararla a fondo, prepararla bene e soprattutto prendere questo passivo come carica per darci una sveglia, capire con chi abbiamo a che fare, il ritmo che dobbiamo riuscire ad ottenere in allenamento, soprattutto l'aggressività che dobbiamo dimostrare sia in difesa che in attacco. E come hai detto te, dobbiamo restare squadra, non deve essere una di quelle situazioni in cui dopo aver fatto una sconfitta pesante, una seconda sconfitta, demolirci. Dobbiamo essere concreti, uniti squadra fino all'ultima partita, perché quest'anno sarà così. Col Vercelli gioca una tua vecchia conoscenza perché ti sei allenato e hai giocato con Diogo Neves, no? Con Diogo sì, mi sono allenato in quelli di Bassano ancora anni fa ormai. Sì, è un gran giocatore, professionista, veramente, diciamo, è una bella gatta da pelare. È una sfida impegnativa che dovete affrontare con la massima convinzione. Si prospetta una buona settimana di lavoro, no? Decisamente. E allora forza, in bocca al lupo e buona settimana. Crepi lupo, grazie mille. Ciao Marco, grazie.